Di essere presenti, di partecipare, sta diventando una tradizione questa cosa della bicicletta. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, so che c'è chi ha fatto migliaia di chilometri in un mese e questo è straordinario, mostra come la città sia a misura di bicicletta. Mi avete lasciato solo, ma come devo gestire la cosa? Io non lo so. Allora, intanto do la benvenuta la signora Ambrosi. La signora Ambrosi è quella che ha fatto 1650 km in 30 giorni. Congratulazioni davvero. Ha riempito la sella di colla e non si è più staccata. L'hanno dovuta togliere il 31 di maggio, è stato un problema. Poi qualche giorno in ospedale, ma dopo è stata meglio. Veramente brava, sempre bene, beh sì. Però davvero, ecco, la città è a misura di bicicletta per tutti, quindi veramente complimenti. Prendiamo ad esempio perché la città è raggiungibile, è diciamo facile per chi usa un mezzo che sia adeguato, quindi ecco, questa cultura del muoversi in bicicletta secondo me la dobbiamo fare nostra tutti quanti. Poi io lascio la parola perché ci spiega come ha fatto a fare 1650 km che io faccio in 2 anni. No, ma io la uso tutti i giorni la bici, uso solo la bici perché è il mio unico mezzo di trasporto. Tutte le commissioni le faccio in bici, la uso comunque perché fa bene per la salute, perché sono anche un po' ipertesa, quindi mi aiuta a controllare la pressione alta, per fare ginnastica invece di andare in palestra, però tutte per insomma, invece di andare in palestra uso la bici, invece di aumentare la dose delle pastiglie per la pressione alta uso la bici. E poi c'era la sfida, ho fatto la promozione volantinaggio molto in tutte le scuole superiori, poche hanno partecipato e questo mi dispiace. Onore al Fermi che ha partecipato, sono state numerose, e anche i ragazzi dell'università che oggi vedo pochi. Ecco, quindi la mia bici la regalo, la voglio che vada a destinazione fra i ragazzi del Fermi che si sono iscritti adesso e quelli dell'università. Grazie. Ecco. Grazie davvero, vedete il senso della gratuità nel rimettere in palio la bicicletta tra gli studenti. Queste due sono le biciclette, allora abbiamo 2. Allora c'è un'estrazione particolare che è quella della bicicletta che spetterebbe alla signora e che rimette in palio tra i ragazzi delle scuole e dell'università. Qual è delle 2? Allora questa è l'urna per Fermi, e questa è la bici. Allora la bicicletta da donna viene estratta tra i ragazzi del Fermi. C'è qualcuno dei ragazzi del Fermi? Qualche insegnante del Fermi? La preside? Solo i ragazzi. Allora, la bambina come si chiama? Caterina. Ecco, Caterina è libera da qualsiasi indirizzo ed è lei che pesca, potete fidarvi. Vai Caterina. 103. Numero? Che numero è, lo sai dire? 100. No, qua, in 4. Numero 3. Questo 113. Però è Roberto 488, vedi? sì, no, perché abbiamo C'è un Roberto tra di voi? Corrisponde al numero 113. Eccolo. Eccolo! Che ricerca? 498 km. 488 km. Evviva Roberto! Fa la permuta lui però, ci guadagniamo, la rimettiamo in palio. È più bella la sua. Rami si chiama Rami, prego. Come li ha fatti lui i chilometri? Ciao a tutti, mi chiamo Rami, sono di origine egiziano, ho venuto qua 3 anni e mezzo fa per fare il dottorato di ricerca, sto finendo comunque a fare il dottorato in Agripolis, medicina veterinaria. Ho partecipato anche l'anno scorso, anche questo anno, e lavoro in Agripolis, a Legnaro, a 11 km lontano da qua. E vado ogni giorno in bici, sono 22 km ogni giorno. Purtroppo il perimetro di Padova non è contato fino a Legnaro,
Comunque sono contati 500 km, ci sono 400 km fuori dalla sfida. Sì, vi ringrazio tutti, grazie mille. Grazie. Sì, devo offrire un cappuccino comunque. Qua. Grazie. Il signor Ambrosi consegna la sua bici. Complimenti, bravissimo. Quando è che finisci il dottorato? Quest'anno. Quest'anno? Consegni la tesi adesso a dicembre? Sì, sì. Bocca al lupo. Grazie. Sono contenta. Grazie, grazie. Bene, la prima bicicletta è in buone mani. Agripolis è un appendice della nostra università che è raggiungibile dalla bicicletta. Adesso invece abbiamo l'altra bici, questa da uomo. Caterina, mi raccomando, prendi quel numero che ti avevo detto. Leggere. 133. 133. Furio. Furio. Furian. Numero 133. Grazie Caterina. Ciao. Complimenti. Grazie. 133. È uno studente del Fermi? No. Anche lui ha finito la scuola da qualche anno, ma benvenuto e 2 parole. Beh, io la bici la uso per andare al lavoro, quindi lavoro al Dipartimento di Geoscienze e niente, è il primo anno che ho fatto questa competizione e mi è piaciuto molto un po' lo spirito di chiaramente incentivare l'uso della bici e penso che sia una bella cosa da ripetere e forse anche da estendere. Chiediamo a Furio come ha conosciuto la Surian. Chiediamo a Surian come ha conosciuto la sfida. L'ho conosciuta dai miei colleghi, quindi che l'avevano già fatta negli anni passati e quindi mi hanno... funziona il passaparola, sì sì. Questa si vuole consegnarla vicissima con la bici. E anche da uomo gli sta proprio giusta. E da geologo. Grazie a tutti. No, grazie davvero, mi fa piacere. 2 su 2 dell'università, per me che sono universitario, insomma un 100% di successo e quindi... Ma ecco, tutta la città spero che riesca a seguire questo modello di spostamento che tutto sommato è efficace. Per la nostra città credo sia il mezzo più rapido e più facile per raggiungere tutta la città e anche oltre. Legnaro, insomma, è abbastanza in là. Ricordiamo senz'altro la sfida dell'anno prossimo, ma da qui all'anno prossimo avremo tante occasioni per ragionare su come ci muoviamo a Padova e per incoraggiare, diciamo così, modelli nuovi di spostamento. Io sono veramente grato a tutto il settore della mobilità, il settore ambiente e tutti gli altri che del comune si sono adoperati per questa giornata e ecco, mi auguro che riusciamo a lavorare insieme per proporre a Padova veramente un cambio di marcia, un'accelerazione nella direzione della sostenibilità. Grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato e davvero la sfida continua, la sfida diventa, allenatevi per l'anno prossimo, 1650 km, chi riesce a fare meglio gli darò un premio personalmente. Bravo, grazie. Grazie Loretta. È un piacere, lasciatecelo dire. Grazie. Non so come continui la festa, cosa devo fare? Musica e si balla? Non lo so.